Buongiorno e bentornati con questo nuovo appuntamento con A voi la linea, con dirette e contributi dal territorio che oggi dedichiamo al rientro in zona gialla della nostra regione, ma anche e soprattutto all'arrivo in Friuli Venezia Giulia del generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid. In questo momento si trova nella sede della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia a Palmanova, dove per noi c'è Daniele Micheluz per un collegamento. Vediamo gli aggiornamenti, stiamo seguendo l'evento da questa mattina. A te la linea, Daniele. Sì, buongiorno Paola, buongiorno ai telespettatori. Come hai detto bene tu, è ancora in corso la riunione tra il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il suo vice Riccardo Riccardi, il generale Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, e il capo della Protezione Civile Nazionale Curcio. Qui sono arrivati questa mattina attorno alle 11, un breve giro per vedere la struttura della nostra Protezione Civile e poi è iniziata la riunione, una riunione che verte su un tema naturalmente fondamentale per la lotta al coronavirus, che è quello delle vaccinazioni. Sul tavolo la richiesta da parte della Regione di avere certezze per quanto riguarda le dosi, perché è inevitabile che da lì passa la lotta al coronavirus. Nei giorni scorsi Figliuolo ha detto che sono previste tra domani e il 5 maggio 5 milioni di dosi per l'Italia, per arrivare a somministrare almeno 500.000 dosi al giorno. Di queste circa 10.000 per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Una riunione appunto che è in corso già da diverso tempo, però sta continuando ad andare avanti. Proprio dalla riunione è arrivato un post su Facebook da parte di Riccardo Riccardi, che ricorda la riunione, dice: il nostro primo obiettivo è quello di portare avanti al massimo il ritmo delle vaccinazioni. L'organizzazione sta procedendo con una rete capillare di punti vaccinali in continuo aumento creati sul territorio, testimonianza della proficua collaborazione e capacità di fare squadra con le comunità locali. Occorre avere a disposizione le dosi vaccinali necessarie e di questo oggi discuteremo con il generale Figliuolo. Riccardi ha voluto anche ringraziare tutti gli instancabili professionisti della sanità del Friuli Venezia Giulia e il personale della Protezione Civile, che oggi, come ogni giorno, sono in prima linea per combattere il coronavirus. E appunto, come vi dicevo, è fondamentale riuscire a capire quali saranno le scorte per i vaccini, soprattutto per quanto riguarda AstraZeneca e il nuovo Janssen di Johnson & Johnson, l'unico vaccino monodose che potrebbe dare una forte mano ad aumentare il contrasto al coronavirus attraverso la vaccinazione. Abbiamo visto, e questo è un altro dei temi che sono sul tavolo della riunione di oggi, come le aziende abbiano aderito in maniera massiccia alla campagna vaccinale, centinaia di aziende del Friuli Venezia Giulia con migliaia di lavoratori. Però a questo punto resta un punto interrogativo per quanto riguarda le dosi, perché non sono sufficienti per tutte. Alcune dosi che abbiamo in casa come Regione Friuli Venezia Giulia sono state stoccate per la seconda dose, per il richiamo di AstraZeneca che al momento, ed è questa anche un'altra priorità della nostra regione, è quella di mettere al sicuro gli over 60. Poi si passerà anche agli under 60, perché è arrivata una sorta di via libera per AstraZeneca e per Johnson & Johnson alla somministrazione appunto agli under 60. Ricorderete che in una prima fase proprio gli under 55 erano stati vaccinati con questo vaccino, ma poi in seguito ad alcune reazioni avverse, ad alcuni episodi di trombosi, era stato sospeso il tutto in attesa delle decisioni di EMA, l'agenzia europea del farmaco, che poi ha dato il via libera dicendo che i rischi sono di molto inferiori rispetto ai benefici, e pertanto AstraZeneca e Johnson & Johnson adesso potranno essere inoculati anche al personale under 60, che significa appunto i lavoratori, e questa è un'altra delle questioni che sono al centro della riunione di oggi. Una riunione che, come detto, sta andando ancora avanti, non abbiamo ancora visto uscire i protagonisti. È allestito anche un gazebo dove è previsto un breve rinfresco, e poi la comitiva si sposterà a Gemona per visitare il nuovo centro vaccinale di Gemona, è seguita da un punto stampa attorno alle 14:50, dove i vertici della regione, il generale Figliuolo e Curcio, faranno il quadro di questa giornata e di quanto è emerso. Noi vi daremo conto anche di quello. Intanto rimaniamo in attesa di vedere uscire, quindi di sentire che la riunione sia terminata appunto dalla sede della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia.
Giulia. Per il momento da Palmanova è tutto, se ci dovessero essere delle novità, ovvero che i protagonisti appunto potessero uscire tra pochi minuti, vi richiederemo la linea. Per il momento è tutto, Paola, a te la linea. Grazie Daniele, ricordiamo che proprio oggi circa 1400 dosi di vaccino Moderna sono giunte alla farmacia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine ed altre sono in arrivo, in questo caso di AstraZeneca, durante la giornata di mercoledì. Torniamo all'altro tema importante di oggi, il ritorno in zona gialla. Gli spostamenti quindi sono liberi sul territorio, fate eccezione per il coprifuoco che permane sempre dalle 22 di sera alle 5 del mattino, la scuola in presenza è al 100% per le medie, al 70% per le superiori, è consentito il consumo in ristoranti e bar al tavolo ma esclusivamente all'aperto sia a pranzo che a cena. Un ritorno in zona gialla tenuto però a battesimo per questo aspetto da delle condizioni non proprio miti, con un convento e freddo che non hanno favorito naturalmente il potersi accomodare ai tavolini all'esterno. Anche a Udine il Friuli Venezia Giulia era entrato in zona arancione l'8 marzo, anche se la giunta regionale aveva anticipato di qualche giorno alcune misure restrittive, visto il peggioramento allora dei dati del Covid-19. Dal 15 marzo era entrata in zona rossa e fino al 12 aprile. Sentiamo adesso degli altri contributi che arrivano dal territorio, sempre legati a questa tematica, in particolare riaperti al pubblico da 2 settimane anche negli altri negozi che beneficeranno della riapertura di bar e ristoranti. Naturalmente si tratta di una catena e questo è il pensiero di Confcommercio, mentre Federmoda pianifica già le soluzioni per eventuali nuove zone arancioni o rosse che potrebbero ripresentarsi. Sentiamo. Primo giorno di zona gialla, cosa cambia per i negozi di abbigliamento? Buongiorno a tutti, per i negozi di abbigliamento non cambia nulla, nel senso che poi eravamo già aperti da 2 settimane, chiaramente cambierà invece l'approccio delle persone perché i bar sono riaperti, almeno solo all'esterno, e quindi tutto il sistema in generale ne trarrà giovamento, nel senso che se noi possiamo anche essere aperti ma se intorno sono tutti chiusi non ci serve granché. Quindi questa riapertura, anche se insomma, con delle problematiche comunque parziale, è sicuramente benvenuta e ben accolta. Questo sicuramente. Si comincia a vedere già oggi un po' di giro oppure vi aspettavate di più? No, non ci aspettavamo credo nulla di più, già il fatto di vedere voglio dire, i tavolini almeno occupati parzialmente, sicuramente la giornata non aiuta, però già questo è positivo, sicuramente positivo. Quindi ecco, ci attendiamo piano piano nei prossimi giorni, insomma, sicuramente. Ecco, in realtà Federmoda si sta anche a livello nazionale si sta anche già preparando a un'eventuale, speriamo di no, chiaramente, nuova chiusura. Beh, chiaramente questo non è auspicabile, però visto i tempi della politica che non sono assolutamente i tempi operativi, ci stiamo comunque pensando a dare delle proposte già fatte anche a livello nazionale di comunque possibilità di rimanere aperti anche in zone rosse o comunque in zona problematica a livello pandemico, con aperture su appuntamento o comunque con un cambio di protocolli. Nel senso, a livello di Confcommercio e Federmoda nazionale ci stiamo muovendo per evitare ulteriori, speriamo non auspicabili assolutamente, chiusure nelle prossime e quindi almeno per avere delle regole un po' più chiare e un po' più stabili. Ecco, ricordiamo poi che Udine è tra i comuni che ha scelto di non applicare più i giorni di chiusura obbligatori tra i festivi oppure appunto tra lunedì infrasettimanali. Questo in che modo aiuta i negozi? Beh, questo nei negozi non ha grosse ripercussioni perché noi avevamo già gli orari abbastanza liberi, voglio dire. Sicuramente per gli artigiani che lavorano all'interno del comune sono agevolati, ma questo rientra nell'ottica di una liberalizzazione o comunque agevolazione anche a livello burocratico delle attività. Questo rientra anche nel discorso che facevo prima sul cercare delle regole ben chiare, utilizzabili e concretamente valide poi alla fine. È soddisfatto delle riaperture il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che ammette il meteo ci sta dando una mano contro gli assembramenti e poi commenta lo scontro politico sul coprifuoco. Sentiamo. Questo primo giorno di zona gialla, venendo da qui, dal municipio a qui, cosa ha visto, sindaco?
Beh, è un primo giorno fresco rispetto a ieri e agli altri giorni in cui la temperatura era salita molto, oggi c'è la bora e purtroppo le temperature sono scese, però la gente si sta muovendo. Ho visto molta responsabilità, molta attenzione, la gente sta seduta nei tavolini all'aperto, consumano, a quest'ora si consuma il caffè e qualche aperitivo e quindi le cose stanno andando bene, ecco. Abbiamo visto diversi uomini della polizia locale controllare le strade appunto per evitare assembramenti. Il weekend praticamente estivo, se non tardo primaverile, ha fatto vedere diverse persone in giro, anche qualche assembramento di troppo, Sindaco. Sì, probabilmente queste condizioni atmosferiche ci stanno aiutando, perché anch'io ero preoccupato che oggi lunedì ci fosse stato un boom di presenze, magari con gente che si accalcava e quindi andava contro quelle che sono le regole sanitarie che dobbiamo rispettare. Invece penso che il tempo ci aiuti, c'è gente ma non ci sono concentrazioni di persone numerose, quindi le cose procedono bene, penso che tutta la giornata andrà così. Una parola per i commercianti e per i negozianti e gli esercenti che hanno potuto riaprire oggi? Ma finalmente hanno riaperto perché è stato un periodo duro anche in questo terzo, tra virgolette, quasi lockdown, perché le attività chiuse hanno portato delle ripercussioni pesanti per chi vive del commercio, vive della ristorazione, vive dei bar. E quindi è importante avere riaperto, riavviate le attività e quindi fiducia perché con il lavoro, con le cose concrete si riesce a progredire, viceversa con i sussidi, l'assistenza non si va molto lontano. Ecco, ultima cosa, c'è dibattito, quasi scontro sul coprifuoco, qual è il suo pensiero? Ma io sono molto contrario al coprifuoco perché secondo me all'aperto è dimostrato che è difficile contagiarsi se non si è proprio veramente attaccati e quindi si potrebbe essere molto più elastici, quindi portarlo senz'altro alle 23 e magari forse anche alle 24 perché bisogna lasciare le persone che possono girare nelle nostre città, nei nostri paesi, non c'è questo grande pericolo, ripeto, all'aperto, lo dicono i tecnici sanitari. Insomma, il tema del coprifuoco resta al centro di polemica. Qualche minuto di pubblicità e torniamo subito con voi. Rieccoci con la seconda parte di A voi la linea, continuiamo a parlare di zona gialla e dell'arrivo della nostra regione del generale Figliuolo. Con la zona gialla riapre anche il mondo della cultura, anche se con regole particolari. Nel corso della diretta straordinaria di questa mattina ne abbiamo parlato con il direttore dell'ente regionale teatrale Renato Manzoni. Sentiamo le sue parole. Con l'apertura della zona gialla hanno riaperto anche i luoghi della cultura che sono stati chiusi a lunghissimo tempo, praticamente quelli che sono stati chiusi di più. Con noi c'è il direttore dell'ERT Renato Manzoni, a cui chiediamo subito questa zona gialla per voi cosa significa. Dunque è un grande segnale di speranza, eravamo chiusi da ottobre, finalmente si riparte. Non sarà facile, ma si riparte. Stiamo riorganizzando tutto, vuol dire richiamare tutti i nostri abbonati, organizzare tutto in sicurezza, quindi diremo che i nostri 27 teatri partiranno da circa il 10 maggio e avremo circa 200 spettacoli da fare entro luglio. Con tutte le norme di sicurezza, quindi ribadiamo, come ha fatto tante volte l'Agis, i teatri sono luoghi sicuri, c'è la prenotazione obbligatoria, quindi tutti dovranno prenotare prima, la registrazione, i dati verranno tenuti 14 giorni, la misurazione della temperatura all'entrata, tutto il nostro personale avrà le maschere FP2, gli attori avranno anche il tampone e quindi insomma il teatro sarà un luogo sicuro, speriamo che la gente ritorni in massa. Ecco, proprio queste misure di sicurezza in realtà hanno fatto tanto parlare perché sono misure di sicurezza molto stringenti. Sì, assolutamente. Poi pensiamo che anche la distanza di un posto tra uno e l'altro, quindi 1 metro, quindi c'è la distanza, il pubblico per tutto lo spettacolo tiene la mascherina, eccetera. Possiamo dire che i teatri anche al chiuso sono un momento sicuro. Ecco, chiaramente tutti i teatri, tutte le produzioni hanno dovuto reinventarsi in questo lunghissimo periodo di chiusura. L'ERT ad esempio si è affidato allo streaming degli spettacoli, però tornare con il pubblico in sala è un'altra cosa. Sì, si chiama spettacolo dal vivo, noi citiamo proprio, diciamo che lo spettacolo è fatto di 2 componenti, la parte palcoscenico e la parte platea, cioè il pubblico. Vivono assieme, se no non c'è spettacolo dal vivo.
Ecco, un'ultima cosa, perché noi parliamo del coprifuoco in particolare per quanto riguarda i ristoranti e i bar, però in realtà tocca anche il mondo della cultura, perché in realtà il coprifuoco alle 22, con appunto la non possibilità in questo momento di mostrare il biglietto per giustificare il proprio rientro a casa dopo le 22, tocca anche i teatri. Tocca tantissimo, è molto penalizzante, tutta l'Agis, tutte le associazioni di cinema e teatro si sono espressi contro questo vincolo, devo dire totalmente immotivato, che invece di facilitare il rientro della gente che avrà già paura andare nei luoghi al chiuso, gli mettiamo anche la paura di prendere le multe, ci costringe a iniziare gli spettacoli alle 7:30, un'ora che penalizza chi ha un negozio, che è un'attività che chiude. Bastava fare, come ha proposto l'Agis da mesi e che avrebbe superato lo scontro del muro contro muro, di autorizzare che gli spettacoli, i teatri, i cinema e i ristoranti fossero chiusi alle 10, ma che la gente col biglietto potesse rientrare, essere sull'itinerario verso la residenza e potesse rientrare senza pericolo di multe. Noi speriamo che per il 15 di maggio questo blocco finisca e si possa tornare col biglietto. L'altra cosa è che speriamo che anche poco più avanti cada anche il discorso totale del coprifuoco, perché sennò si parla tanto di spettacoli all'aperto, ma il cinema e gli spettacoli all'aperto devono cominciare la sera intorno alle 9:30-10, se c'è il coprifuoco anche alle 11 non si può fare niente, è una presa in giro. E continuiamo a parlare di cultura, torna a Udine dove è nato 30 anni fa. Il festival musicale Udine Jazz si appresta a tornare infatti nel capoluogo friulano per una speciale edizione. Si chiamerà infatti Udine Jazz Winter ed è stato organizzato dall'Associazione Culturale Euritmica. Si svolgerà dal 28 al 31 maggio al Teatro Palamostre. Udine Jazz torna a Udine con la sua versione Winter, come l'abbiamo così intitolata. Doveva svolgersi in realtà a dicembre, poi a marzo, e i continui lockdown insomma ci hanno obbligato ad arrivare, se Dio vuole, a fine maggio. 4 giorni a fine maggio. Ci colleghiamo subito con Palmanova, dove vediamo che il generale Figliuolo è uscito dalla sede della protezione civile di Palmanova, era entrato questa mattina intorno alle 11 insieme a Curcio e insieme agli organismi della regione, con appunto il vicegovernatore Riccardi, con il prefetto Valenti di Trieste. Lo vediamo, è uscito proprio in questo momento, lo vediamo nelle immagini, dopo un incontro che ha iniziato intorno alle 11 insieme alle autorità della nostra regione. Il tema è quello dei vaccini, vaccini che arriveranno, ha detto, in Italia. Ecco, vedete, le immagini, sono usciti i protagonisti di questa riunione, il generale Figliuolo, poi vediamo anche il vicepresidente Riccardi, il presidente Fedriga, c'è anche il sottosegretario alla transizione ecologica Vanni Agava. Ci sarà una sorta di inaugurazione anche per quanto riguarda appunto questo dipartimento, questa giornata. Poi i protagonisti si sposteranno a Gemona. Intanto noi vi facciamo vedere le immagini che arrivano dalla telecamera di Simone Caramaschi. Vediamo anche il presidente Fedriga. Adesso c'è l'applauso per questo ipotetico taglio del nastro. Per quanto riguarda la riunione invece potremo essere più precisi nel corso della giornata, perché è appena terminata, e quindi sapremo poi nel corso del punto stampa in programma poco prima delle 3 a Gemona quali saranno un po' le risultanze di questa giornata. Intanto vediamo che continua un po' la manifestazione, questo piccolo momento di celebrazione. Poi è previsto anche un rinfresco per i partecipanti prima appunto del trasferimento a Gemona. Come vi abbiamo raccontato già da questa mattina, insomma, il tema principale è quello della campagna vaccinale, e quindi le richieste della Regione di avere dati certi e flussi certi per quanto riguarda i vaccini, in particolare per AstraZeneca e Johnson & Johnson, oltre a Pfizer, e poi naturalmente anche per quanto riguarda le somministrazioni agli under 60, che significa di fatto i lavoratori che tanto si sono già accreditati e
e che sono in attesa di capire quando potrà toccare anche a loro. Intanto è uscito anche il sole e questo è un po' un segno benaugurale, visto che siamo nel primo giorno anche di zona gialla. Ecco, queste le immagini, quindi questa sono le persone che sono uscite poi dalla riunione. Vi sapremo dare altri dettagli nel corso della giornata. Paola, intanto ti ridò la linea. Grazie Daniele, rimanete naturalmente con voi perché fino alle 19 vi proporremo l'itinerario del generale Figliuolo nella nostra regione. Torniamo alla manifestazione Udine Jazz nella versione Winter di cui parlavamo prima. Torna Udine con la sua versione Winter, come l'abbiamo così intitolata. Doveva svolgersi in realtà a dicembre, poi a marzo, e i continui lockdown insomma ci hanno obbligato ad arrivare, se Dio vuole, a fine maggio. 4 giorni a fine maggio, dal 28 al 31, presso il Teatro Palamostre, con la capienza che potremo avere, ovviamente in gran sicurezza, con tutte le normative rispettate, le distanze, le mascherine e tutto quanto necessario per rendere sicuro la permanenza al teatro. Devo dire che la capienza sarà molto ridotta perché lì la struttura non consente di superare il metro di distanza liberando un unico posto tra quelli occupati, e quindi davvero si arriva a 150 grosso modo, e questo è il limite che avremo, per cui dico già fin d'ora che chi vorrà venire si prenoti per tempo usando sia il nostro sito sia Viva Ticket. È un programma che si svolgerà in 4 giorni, come dicevo, darà spazio a nostre produzioni di euritmica con artisti regionali come il tributo a John Coltrane, che aprirà il festival proprio il primo giorno, un tributo curato da Valerio Marchi, che ha scritto il testo e che poi verrà recitato da lui stesso, da Kaia Grimaz e dal trio di Francesco Berzatti. E poi avremo Enrico Rava con il suo recente sestetto, poi avremo Roberto Gatto, che farà un tributo alla musica prog con Joe De Leo, straordinario vocalist. Avremo il duo storico con Yanis Feruglio, 2 nostri come dire, grandi portabandiera in qualche modo del jazz regionale. Poi avremo delle cose nostre con il gruppo che nasce dalla Udine Jazz Big Band, si chiama Udine Jazz Ensemble, 12 musicisti regionali che si cimentano su loro produzioni, su loro composizioni, e poi Fabrizio Bosso, che con altri musicisti come Simone Serafini o Dario Carnovale, quindi della nostra terra, chiuderà il festival in questa prima edizione, che poi vorremmo possa avere anche in futuro una regolare collocazione nel periodo invernale in città. E chiudiamo l'edizione di A voi la linea di oggi quindi parlando di cultura. Prossimo appuntamento in diretta con informazioni di Telefriuli con il TG delle 16:30. Grazie per l'ascolto e un buon pomeriggio.